Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Signora Ascolto, buonasera, riprendiamo la linea dal Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli. È appena terminata la sfida tra Cividale 100, Cividale 83 186. È stato un quarto non adatto per i deboli di cuore, dove è successo un po' di tutto. Prima di addentrarci però nella cronaca andiamo a vedere i parziali. 29-18, 14-28, 15 pari il terzo quarto, 25-23. Per quanto riguarda i tiratori scelti, Redivo 36, Dell'Agnello 17. Dicevamo insomma una partita per i non amanti del cardiopalma, si è rischiato fino all'ultimo il tempo supplementare e diciamo così soltanto un po' alcune imprecisioni finali non sono andate a segno e hanno permesso insomma a 100 di portare a casa questa vittoria. Ma quello che conta è che Cividale si è ritrasformata rispetto all'intervallo, nel senso che quando avevamo parlato in diretta nel riposo con 3 punti sotto, ma avevamo visto insomma una formazione, quella ducale, in netta difficoltà rispetto alle partite precedenti che si sono disputate qui al Pala Gestecco. Qualcosa è servito perché comunque la squadra ha reagito, è tornata in campo e come detto a un certo punto era sotto nel quarto di 7, è riuscita a riacciuffare il match, addirittura a portarsi in vantaggio. Poi però nell'ultimo giro d'orologio diciamo 100 è stata più brava, Cividale purtroppo non è andata a segno come si pensava. Ma quello che conta, termina qui la fase della regular season per quanto riguarda questa stagione di Serie A2. Adesso ci sarà la pausa per lo spazio dedicato alla Final Four di Coppa Italia, poi si ricomincerà di nuovo con la fase orologio che porterà poi verso il terzo step, in quello che conta, cioè i play-off da una parte e i play-out dall'altra. Cividale comunque ha tutte le carte in regola per far bene, mantenere la categoria, e se questo è lo spirito, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, di certo questo ha l'oro in bocca. Andiamo a vedere anche i risultati per quanto riguarda le nostre altre due corregionali impegnate. Non ci sono buone notizie, intanto è appena terminata la partita di Rimini dove Udine è stata sconfitta 78-73, i parziali 24-22, 25-10, 10-17, 19-24. Dunque Udine esce sconfitta anche contro all'ultima giornata e dunque mantiene, da quello che vediamo, il terzo posto. Quello che invece lascia pensare è Trieste, perché quando mancano anche qui pochi istanti al termine, Forlì 92, Trieste 64, i parziali 25-18, 21-16, 18-16, 28-14. Trieste chiaramente è in tracollo da alcune partite e insomma sta rischiando grosso anche per quanto riguarda la fase ad orologio. Tornando al match di oggi, ecco, è terminata anche per quanto riguarda la gara di Trieste, dunque Pallacanestro Forlì batte Trieste 92-64, RBR batte Udine 78-73. Per quanto riguarda, dicevamo, la gara da noi seguita qui al Pala Gestecco, è stata una bellissima partita, dicevamo fino all'ultimo secondo poteva succedere di tutto, stavamo andando in onda forse addirittura con i tempi supplementari, però quello che conta è una sconfitta che purtroppo non fa bene a Cividale anche per il discorso della differenza canestri proprio con 100 che è la sua diretta avversaria, ma quello che conta è che questa squadra ha ritrovato lo spirito giusto anche per dare ulteriori soddisfazioni ai suoi tifosi che sono sempre presenti qui tra le mura amiche della
del palazzetto dello sport della città ducale. Dunque terminiamo questa veloce edizione flash di Diretta Sport, Cividale 83 186, si chiude la prima fase, quella cioè della regular season. Tra 15 giorni si ricomincia con la fase ad orologio e tutto sarà, come si dice, rimesso in ballo. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera e, come si dice in questi casi, alla prossima. Ehi, dico a te, mai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.